Ciao bimbi, tutto bene? Allora, avete sperimentato un po'? State giocando? Vi do un altro suggerimento per fare un bellissimo disegno. Poi se volete tutti questi disegni, portateli in asilo quando ritornate, così li mettiamo dentro ai vostri quadernoni, insieme a tutti gli altri. Allora, oggi proviamo a fare un albero di pesco. Avete guardato fuori dalla finestra oppure anche nel vostro giardino? Ci sono gli alberi che hanno tutti i fiorellini rosa. Che ne dite se ne facciamo uno anche noi? Allora, prendiamo un foglio, lo dividiamo a metà. Lo fate dividere dalla mamma o dal papà. Poi fate quello. I miei sono solo dei suggerimenti, poi libera fantasia, Guardate un po'. Lo dividiamo a metà. Nella metà lo lasciamo chiuso per bene e in questa metà possiamo iniziare a fare i nostri fiorellini. Possiamo farlo con i gessi, se ce l'abbiamo, facciamo tanti bei cerchietti. Cerchietti, cerchietti, cerchietti. Possiamo farlo con i pastelli. Faccio tanti cerchietti, 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 cerchietti di tutte le forme, cioè di tutte le grandezze, scusate. Là. Possiamo usare anche i pennarelli. Io ne ho messi 2 assieme, così ne possiamo fare di più. E batto e ne faccio di tanti. Lo riempio tutto questo foglio, lo riempio. Potete metterli insieme come ho fatto io con lo scotch, oppure ne potete fare anche uno alla volta, così passate di più il tempo. Nell'altra metà apro il disegno, faccio disegnare dalla mia mamma o dal mio papà un bel tronco. Con qualche ramo. E voilà! Ecco l'albero di pesco. Io ne ho fatto uno prima, guardate un po'. Che ne dite? Qui ho fatto tantissimi fiorellini. Dopo lo andrò ad attaccare insieme agli altri che vi ho fatto vedere. Per fare un altro albero, se avete la tempera, guardate cosa si può fare. Piego sempre il foglio a metà. Prendo la tempera rosa e prendo un tappo. Vi ricordate che li usiamo anche qui in asilo? E con i tappi vado, schiaccio forte. In questa maniera vengono più grandi tutti i nostri fiorellini. Riempio. Posso andare piano, posso andare veloce. Fate un po' voi. E poi stessa cosa, apro il disegno e faccio fare il tronco e i rami a mamma e papà. Ecco quello che ho fatto per voi prima. Che ne dite? È venuto bello? Se ci sono i fiori, però attenti un po', vuol dire che è arrivata la primavera. E a primavera che animaletti arrivano? Dai, pensateci un po'. Bravissimi! Arrivano anche le farfalle. Allora ho un'idea per voi. Prendo un foglio, lo piego sempre a metà. Guardate, lo riapro. Qui ho bisogno della tempera, però qualche mamma magari ha anche qualche altra idea. La rapa rossa, per esempio, che potete comprare al supermercato quando andate a fare la spesa, è un ottimo colorante. Metto dei piccoli tocchi di colore, un po' di rosso e un po' di giallo. Meglio metterne in poca. Oh, qua mi esce dal barattolo. Va bene, dai. Là. Metto via. Chiudo il foglio. E poi con le mie manine batto. Siete pronti per la magia? Attenti, Dai, contate insieme a me. Pronti? 1, 2, 3. Ecco una farfalla. Attenti, prendiamo il nostro. Qua se mettete il colore di più vicino al foglio viene ancora meglio. E poi ci vado ad aggiungere le antenne.
Quando la vernice, quando il colore è asciutto, potete anche ritagliarla e appenderla alle vostre finestre. Guardate un po' come mi è venuta quella di prima. Eccola qua. 2 farfalle che fanno primavera. Ciao bambini, ci vediamo la prossima volta.